Buonasera, si è chiusa in un clima di prudente ottimismo la prima fase della conferenza di pace per il Medio Oriente svoltasi in questi giorni a Madrid. Proseguono intanto i bombardamenti dell'esercito israeliano nel Libano meridionale. Oggi è stata colpita la valle della Bekaa, rifugio dei guerriglieri sciiti. Non sono gravi le condizioni dell'ex re dell'Afghanistan Zahir Shah, accoltellato oggi a Roma da un giovane che si era spacciato per giornalista riuscendo a ottenere un'intervista. Al termine del colloquio, il giovane ha estratto il pugnale che vedete e ha vibrato 3 colpi al vecchio re, dicendo che doveva ucciderlo. L'attentatore è stato subito arrestato dai carabinieri. Trasportato in ospedale, Zahir Shah è stato sottoposto ad alcuni esami e ricoverato in osservazione. I medici si sono riservati la prognosi. L'ex sovrano viveva in esilio in questa villa da 17 anni, dopo che un colpo di Stato lo aveva costretto ad abbandonare il trono. Ed eccolo il giovane che ha tentato di uccidere il re mentre viene condotto in carcere dopo l'interrogatorio del magistrato. L'ex sovrano avrebbe dovuto svolgere un ruolo chiave per mettere fine alla guerra in Afghanistan. C'è quindi il sospetto che l'attentato sia maturato negli ambienti repubblicani della resistenza afghana contrari al ritorno di Zahir Shah. Dell'attentato che ha distrutto sabato notte la sua villa di Santa Tecla vicino Catania, Pippo Baudo ha parlato oggi con il magistrato incaricato delle indagini. Poche ore dopo, incontrandosi con i giornalisti, il popolare presentatore ha ribadito di non saper immaginare con chiarezza quali siano i motivi dell'attentato. Baudo comunque si sposta ora con un'automobile blindata ed è protetto da una scorta privata armata. Il sostituto procuratore di Catania, Puleio, ha detto che la vicenda è coperta dal segreto istruttorio e che è stato utile il colloquio con Baudo. I rilievi degli esperti hanno confermato che le mura e il tetto sono crollati in seguito a un potentissimo deflagrante di dinamite combinata con la benzina. A Catania è stato arrestato oggi con l'accusa di concussione il vice comandante dei vigili urbani della città, colonnello Giuseppe De Franco. Secondo la squadra mobile, l'ufficiale è stato trovato in possesso di 10 milioni da lui chiesti al proprietario di una giostra per sanare una occupazione irregolare di suolo pubblico. Nella vicenda è coinvolto anche un altro vigile fermato dalla polizia. Il ministro della Giustizia Martelli, al rientro da Tunisi, ha assicurato che con l'istituzione della cosiddetta superprocura non si vuole subordinare in alcun modo l'attività del pubblico ministero al governo e al Parlamento. Ascolto volentieri, ha poi affermato Martelli, i consigli, purché siano intelligenti ed efficaci, ma seguo molto meno gli opinionisti, i columnisti e gli investigatori dilettanti che un mese vorrebbero mandare i carri armati in Sicilia e il mese dopo considerano già eccessivo che si chieda ai pubblici ministeri di coordinarsi e di specializzarsi. I medici veterinari del Ministero della Sanità hanno proclamato uno sciopero di 2 giorni per il 19 e il 20 novembre. Potrebbero pertanto verificarsi disagi alle frontiere per le operazioni di controllo delle derrate alimentari. A rischio in quei giorni anche porti e aeroporti per le dichiarazioni di idoneità sanitaria di navi e aeroplani. La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha formulato 2 proposte per disciplinare gli scioperi nei settori aereo e ferroviario. Nel comparto aereo dovrebbero essere comunque assicurati i collegamenti con le isole e alcuni voli sulle principali direttrici. In quello ferroviario la proposta prevede che siano garantiti i servizi per i pendolari e nelle lunghe percorrenze. Inoltre, secondo la Commissione di garanzia, gli scioperi non potrebbero aver luogo in alcuni periodi, per esempio quelli festivi, né essere concomitanti nei vari rami del trasporto pubblico. Ed era questa l'ultima notizia del TG2 di oggi. Grazie per averci seguito e buonanotte.